Consigli utili del maestro Cleo. Rughe d'espressione, così le puoi eliminare. Le rughe d'espressione, le zampe di gallina e in generale i segni d'espressione ai lati degli occhi e sotto il naso spariscono grazie a questi super rimedi naturali. Anche tu avrai spesso sentito parlare delle rughette a codice a barre e a zampe di gallina. Le prime, collocate fra il labbro superiore e il naso, assomigliano a delle lineette verticali che ricordano il codice stampigliato su certi prodotti. Le seconde invece riempiono il contorno occhi di spegnette a ventaglio simili all'impronta lasciata da una gallina sulla sabbia. Per fortuna, se intervieni subito, i danni estetici delle rughe d'espressione si possono limitare al naturale. Il calo del collagene favorisce le rughe d'espressione. Le rughe intorno agli occhi si formano dove la pelle è più sottile e delicata. Possono essere una delle conseguenze della riduzione di collagene ed elastina, che dai 30 anni in poi iniziano a ridursi, oppure una traccia delle cosiddette rughe di espressione, e dunque della sollecitazione a cui la pelle di questa zona viene sottoposta quando sorridiamo o strizziamo gli occhi. Anche l'esposizione continua al sole, senza adeguata protezione e senza occhiali, può disidratare la zona e renderla più rugosa. La disidratazione le peggiora. Dopo il contorno occhi, la zona intorno alle labbra. È la parte più delicata del nostro viso, la pelle è sottile e sottoposta a sollecitazioni continue, quando parliamo, mangiamo, sbadigliamo eccetera, ed è dunque più soggetta al decadimento tessutale. Soprattutto nella zona nasolabiale possono manifestarsi numerose rughette verticali, sottili all'inizio e sempre più evidenti con l'avanzare degli anni, causa diretta dell'invecchiamento e della conseguente riduzione e degradazione del collagene, che, a sua volta, comporta disidratazione, perdita di volume e rugosità della pelle. Anche il fumo favorisce il codice a barre, perché il continuo arricciare le labbra, tipico di chi è abituato alla sigaretta, può causare l'inestetismo. Prova l'olio di rosamo quettata. Numerosi principi attivi ottenuti da piante e frutti ricchi di sostanze rimpolpanti e rassodanti, sono alla base dei cosmetici per il contorno occhi di ultima generazione. Per iniziare richiedi in erboristeria una crema o un olio di rosamo quettata, che ha un'ottima azione idratante e nutriente ed è in grado di attenuare le microrughe. Applicalo ogni sera. La papaya, ricca di vitamina C, ha un'azione rimpolpante. Schiaccia un po' di polpa di papaya con poco olio di rosamo quettato e poi applica il composto sulle zampe di gallina. Distenditi, lascia in posa 10 minuti e risciacqua. Massaggia i lati degli occhi 3 volte a settimana con il gel di malva. Applica le mucillagini di malva ai lati degli occhi, lascia agire per 20 minuti, risciacqua e spalma la tua crema. Con 3 trattamenti alla settimana, la pelle sarà meno segnata. Cetriolo, il pronto soccorso che idrata, sfiamma e lenisce. Se hai preso molto sole, a fine giornata taglia 2 fettine sottili di cetriolo e tamponale sulla zona del contorno occhi. Sdraiati, appoggia le fettine rilassati per 10 minuti. Avocado, miele a agrumi, perfetti per le labbra. Molti sono gli studi che sostengono che l'avocado agisce da eccellente balsamo per correggere le rughe di espressione grazie alla sua abbondanza di vitamine D ed questo frutto, infatti, stimola la produzione di collagene e, se viene anche unito al miele, ricco di proteine, e al limone, fonte di vitamina C, si trasforma in una crema capace di rigenerare la pelle e di ridonarle l'elasticità originale. Il tuo cosmetico va preparato al momento. A ogni applicazione, 2 volte la settimana. Schiaccia la polpa di un quarto di avocado, unisci un cucchiaino di miele, qualche goccia di succo di limone e applica sul contorno labbra per 20 minuti. Infine risciacqua. Se questo video ti è piaciuto metti mi piace e iscriviti al canale.